Vi parlo ora dell'arte applicativa di spatola stucchi. Vi rivelerò i segreti di questa arte ed il piacere che deriva dal creare dal nulla una superficie così antica e allo stesso tempo viva. Un piacere nascosto di questa arte è il gusto del tatto e chi abiterà la vostra opera godrà tutti i giorni del morbido tocco di spatola stucchi. Un altro nascosto piacere di questo marmo liquido è il gusto di abbinare ed abbinarsi a qualunque situazione. Quando nacque, infatti, doveva affiancarsi all'incredibile capacità creativa degli artisti del Rinascimento. Oggi possiamo godere di questa qualità abbinando spatola stucchi ad ogni ambiente e stile. Spatola stucchi è uno stucco lucido, naturale, di grande qualità, a lunga stagionatura. Le polveri di marmo e gli additivi consentono al prodotto alta adesione ad ogni supporto e un'ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione. 24 ore prima di iniziare il lavoro vero, dobbiamo uniformare il muro con spatola stucchi primer naturale. E preparare il colore. Dobbiamo quindi miscelare bene l'additivo scelto nel campionario. Le tinte sono molto precise, ma comunque da considerarsi indicative. Potete ottenere tinte differenti aumentando o diminuendo la quantità di additivo che verrà aggiunto a spatola stucchi. La quantità di additivo è indicata sul campionario. Per la miscelazione utilizzate un normale trapano. Prima mano. Dopo 24 ore, l'impasto avrà la giusta consistenza per la prima mano e potremo facilmente estenderlo e rasarlo con la nostra speciale spatola. Durante la posa, il prodotto si rilassa, rendendo facile questo lavoro. Seconda mano. La seconda mano è ancora più facile. La superficie è perfetta, asciutta ed assorbente per una rasatura completamente liscia. Requisito ideale per un'ottima terza mano. Se vogliamo decorare la parete, dobbiamo carteggiare leggermente e spolverare l'area designata al decoro per renderla porosa. Ed applicare il nostro stencil adesivo seguendo le frecce di registro. Ora possiamo riempire lo stencil sempre con spatola stucchi nello stesso colore o leggermente più scuro, per mettere in evidenza il decoro. Poi togliamo lo stencil e dopo 2 ore siamo pronti per la terza mano. Prima di iniziare, un dettaglio importante. La spatola è fondamentale per un buon esito. Mettiamo molta cura ed arte nella preparazione di questo strumento, per garantire un ottimo risultato fin dalla prima applicazione. Terza mano. Un trucco importante per avere una facile lucidatura consiste nel miscelare spatola stucchi per renderlo più liquido.
Eccovi l'immagine delle due diverse consistenze. A questo punto il prodotto penetrerà in ogni piccola fessura e con una leggera pressione la superficie sarà perfettamente liscia. Applichiamo circa 1 metro quadro. 30 secondi dopo, e con la spatola ben pulita, lucidiamo in questo modo. Posiamo la terza mano anche sullo stencil e lucidiamo. Miracolosamente vedremo emergere dal muro il decoro in trasparenza. Passando al metro quadro successivo ci sovrapponiamo al precedente, eliminando così ogni possibile segno di giunzione. Se desideriamo vedere evidenti i segni del passaggio della spatola, aumenteremo la quantità di additivo nella terza mano. A questo punto il lavoro è completato. La parete è compatta, lucida, morbida e completamente traspirante. Possiamo decidere ora di proteggere le zone di alto traffico con due diversi prodotti, ma applicandoli 24 ore dopo. Il Savon d'Eau è un sapone naturale e si applica in piccola quantità con la nostra spatola. La cera del vecchio è composta di una miscela di saponi e cere d'api sciolte in acqua. Questa cera si applica con un panno o con il nostro lucidatore elettronico a bassa velocità. Sia il Savon d'Eau che la cera del vecchio devono essere lucidate una volta asciutte con un panno o con il nostro lucidatore. Spatola Stücki naturale è completamente assorbente e traspirante. Savon d'Eau è idrorepellente. La cera del vecchio è completamente lavabile e resistente alle abrasioni. Con questo prodotto la lucentezza e la profondità si incrementano notevolmente. Ma l'arte e la possibilità creativa di questo marmo liquido va ben oltre queste poche immagini e risiede nella fantasia e manualità di coloro che decidono di giocarci. Un piccolo esempio di ciò è nell'applicazione in più colori contemporaneamente. Ponendo 2 o 3 colori direttamente sulla spatola, otterremo un effetto multicolore molto originale ed artistico, mantenendo lo stesso risultato marmoreo.